Stiamo seguendo da Palermo, dalla direzione regionale, l'attività del comando, supportando il comando con le squadre dalle altre province per l'avvicendamento del personale, per seguire queste ricerche che sono complesse, come sapete, per l'orografia del territorio, ma naturalmente non ci fermiamo di fronte alle difficoltà, stiamo movimentando mezzi speciali, personale specializzato per accedere a dei luoghi che sono impervi e che hanno bisogno di una apripista prima di essere raggiunti, quindi le operazioni stanno continuando, continueranno. Sono stati trovati degli indizi che incoraggiano i ricercatori a proseguire in questa direzione e quindi garantiremo tutto il supporto necessario al comando di Agrigento perché possa operare nelle migliori condizioni. Vigili del fuoco hanno messo in campo praticamente tutti gli uomini della regione, provenienti da Catania, Palermo. Perché abbiamo, oltre al personale ovviamente di Agrigento che naturalmente sta operando in prima linea, abbiamo l'avvicendamento dagli altri comandi perché, come dicevo prima, c'è personale specializzato, penso al movimento terra, penso al personale del soccorso acquatico, penso ai cinofili, che sono ovviamente unità di tutti i comandi della Sicilia e che si avvicendano giornalmente sullo scenario dell'intervento. E da comandante provinciale ha avuto un'esperienza simile a quella di Sciacca, pensa che le ricerche possono avere lo stesso esito anche qui a Favara? Allora, noi speriamo di no naturalmente, lo scenario è simile perché si tratta di una alluvione con trasporto di materiale detritico, anche di rilevante salvezzatura e che naturalmente poi si deposita creando accumuli, per cui anche questa è la necessità del movimento terra. La differenza con Sciacca, il scenario dicevo del tutto simile, è la prossimità al mare. Lì eravamo vicini al mare, quindi le ricerche che sono durate per un po' di tempo poi si sono sospese perché non hanno avuto esito negativo. Noi qua naturalmente auspichiamo che abbiano un esito diverso, ci stiamo impegnando per questo. Continueranno anche la prossima settimana? Questo sarà valutato nel tavolo tecnico presso la prefettura e a questo proposito devo dire che il comandante mi informa giornalmente delle attività e dei progressi e delle decisioni che vengono condivise con tutti gli enti di protezione civile che stanno collaborando naturalmente come sempre nel migliore dei modi, quindi forze dell'ordine, protezione civile, con il coordinamento anche del prefetto. Grazie. Possiamo...